Una realtà bella del nostro comune dove c'è una prima squadra che milita in promozione da ormai 3 anni e un bellissimo settore giovanile dove siamo riusciti con il lavoro meticoloso ma che ormai dura da 8 anni, da quando sono presidente, a portare 3 squadre nei campionati regionali, che non è da poco per una realtà come la nostra, insomma. Quello che a noi sta maggiormente a cuore in questo momento è l'aspetto sociale, di aggregazione e l'aspetto proprio di tutela e educazione dei giovani. La Vazzolese ha sempre avuto questa tradizione e adesso ancora di più, perché ci sono dei ragazzi che magari sarebbero lasciati a loro stessi dalle famiglie, che non hanno possibilità anche di esprimersi in un altro modo e che proprio vengono allevati dalla Vazzolese, quindi siamo veramente grati. Esiste il calcio della Champions League e il calcio della Vazzolese. Dove sta andando il mondo del pallone? Ma direi che il mondo del pallone, per quanto riguarda la dimensione di vertice, sta correndo troppo verso situazioni nelle quali l'aspetto tecnico sportivo diventa minoritario rispetto a quello dei business e degli affari, dei troppi soldi, laddove invece ci sono delle dimostrazioni lampanti a livello di calcio dimensionato più verso il basso, a livello dilettantistico quasi, c'è ancora un fermento, una voglia di stare assieme e di giocare che fa ben sperare. In questo momento forse c'è crisi di talenti anche qui nel nord-est e nel quartiere del Piave, ci spiega un po' perché? Non è facile da spiegare, in effetti c'è stato questo inaridimento dei settori giovanili anche per la presenza massiccia di giocatori che fin da quando sono ragazzini vengono reclutati all'estero e via dicendo. C'è poi la crisi della natalità, nascono meno bambini rispetto ad una volta quando tutti praticamente giocavano a calcio o andavano in bicicletta da queste parti. Oggigiorno i ragazzi si applicano anche in altre discipline sportive, però io credo che il calcio debba continuare a essere un momento di aggregazione giovanile, anche perché effettivamente è un bel gioco, anche se qualche volta facciamo di tutto per non renderlo tale. Penso nel 1982-83 forse, ho fatto una preparazione con la Vazzolese, ho fatto tutta la preparazione ed ero venuto qui perché c'era un mio caro amico che giocava, che era Giorgio Foltran, che ha giocato diversi anni qua, e alla fine del periodo mi è stato detto che non ero all'altezza perché era una buona squadra al tempo e quindi è finita la mia esperienza, è durata 10 giorni. Licenziato alla Vazzolese, però poi un grosso successo nella vita. Nella sua carriera ha collaborato con Prandelli, Passarella, Sacchi, Carmignani e Olivieri. Un ricordo? Tutti gli allenatori sono stati importanti, io avevo già fatto prima un'esperienza a Treviso con Cavasin, che facevo l'allenatore e lui mi ha detto che invece secondo lui potevo fare il preparatore atletico, quindi è stato il mio primo sponsor e quindi è stato quello che ha dato il via alla mia carriera, così come ad alto livello il primo che mi ha dato una spinta decisiva è stato Malesani, perché cioè, per una coincidenza abbastanza fortunata mi ha voluto poi lì a Parma e lì è iniziata la mia carriera. Allenavo a Codognè, una squadra di juniores provinciali, e mi sono trovato catapultato a Parma in un anno in cui la squadra era estremamente forte e il primo allenamento Malesani mi disse: tu oggi prendi i giocatori che sono ritornati dal mondiale, e tra questi c'erano Veron, Crespo, Thuram, Bogossian e poi tutti quelli italiani, Chiesa, Buffon, Cannavaro, Dino Baggio, Fuser. Quindi io mi sono trovato la notte precedente a questo allenamento a pensare che cosa avrei dovuto raccontare